Siamo partiti nel 2009 e ci siamo costituiti in cooperativa agricola campidanese perché siamo nel centro del Campidano. Abbiamo la necessità da agricoltori di unire le nostre forze, fare ricerca, innovazione e proporci sul mercato. Nel 2010 abbiamo deciso tutti assieme di fare un marchio aziendale che è l'Orto di Eleonora. Siamo una delle realtà più importanti in Sardegna, senz'altro la più importante per produzione e aggregazione di produttori che poi coltivano. Siamo una delle aziende più avanzate anche su tutti i nuovi prodotti, tecnologicamente. Siamo un'azienda molto attenta sia al sociale. Abbiamo intrapreso dei percorsi con delle associazioni dei ragazzi Down, con tutte le Caritas diocesane della Sardegna. Nel momento del lockdown siamo stati molto vicini, dando dei prodotti. Abbiamo un legame molto stretto con la Lilt, dove ci avevano parlato di un'esigenza delle donne che fanno la chemioterapia. Abbiamo comprato insieme a loro una cuffia chemoterapica, abbiamo donato 30.000 euro proprio prima del lockdown. Sosteniamo un villaggio in Africa, in Burundi, dove abbiamo creato un piccolo orto di Eleonora in un popolo che non avevano conoscenza. In Africa il problema più grosso è proprio il sapere, la conoscenza che le viene privata e dunque non gli dà la possibilità di crescere e di progredire. Abbiamo costruito questa azienda agricola dove oggi sono diventati quasi autosufficienti per la produzione del loro mangiare. Abbiamo acquistato delle vacche, costruito delle stalle e adesso sta progredendo perché stanno nascendo anche dei centri per la lavorazione, per le donne, soprattutto perché poi sono sempre le donne protagoniste nel nostro percorso. Noi nel 2009 lanciamo anche Gavina, che è frutto della ricerca, innovazione, perché doveva essere un prodotto per le famiglie di questo tempo, le famiglie piccole. Per noi è stato il salto di qualità, un prodotto che ci ha fatto conoscere in tutta Italia e anche nel resto d'Europa e che ci aiuta a vendere anche gli altri prodotti. Orientativamente siamo circa 500 persone che gravitano all'interno dell'indotto dell'Orto di Eleonora, tra trasporti, produttori e lavoratori della filiera. Il nostro processo è quello di continuare a cercare di dare benessere all'azienda agricola, crescere come produttori, crescere come associati, magari unirci anche con altre realtà della Sardegna per far sì che comunque si crei sviluppo. Una cosa molto importante: quando noi vendiamo i nostri prodotti vendiamo anche il nostro territorio. Nelle nostre confezioni ci sono i giganti di Montebrama, ci sono il pozzo di Santa Cristina, ci sono le spiagge di Isaruta. Abbiamo deciso di dedicare proprio alla nostra giudicessa Eleonora e in quanto donna, è una donna molto importante, poco studiata in Italia, ma è una donna che ha scritto una Costituzione che riguarda gli agricoltori, una donna, la salvaguardia delle donne, dunque l'equiparazione. Dunque per noi sono valori fondamentali. Noi dell'Orto di Eleonora abbiamo deciso di dedicare il nostro lavoro e la nostra azienda a un nome importante, legarlo a un nome importante. Eleonora d'Arborea, regina, perché giudicessa vuol dire regina del Regno di Sardegna, sicuramente spicca in tutto il mondo per il suo voler dare alle donne pari dignità degli uomini, a incominciare dal matrimonio che poteva essere con o senza comunità di beni, per andare avanti con lo stupro che oggi ancora di cui ancora oggi noi discutiamo, e invece allora era sancito da regole ben precise che impedivano anche il matrimonio riparatore, a meno che non piacesse alla donna. E questo dato dalle leggi della corona della Carta de Lugu. Ci troviamo nel monastero di Santa Chiara. È qui che Eleonora d'Arborea, la grande giudicessa, studiò. Per volere del padre Mariano,
in quanto voleva per le sue figlie la stessa educazione data al figlio maschio, e chi meglio delle suore Clarisse, a cui loro erano molto legati, poteva svolgere questo ruolo. Infatti Eleonora sapeva leggere, scrivere e far di conto in italiano, in francese, in latino, e questo grazie all'apporto importantissimo delle suore di clausura del monastero di Santa Chiara di Oristano, voluto dalla casa giudicale. Infatti a lei è dedicata Santa Chiara e il monastero. Eleonora d'Arborea sicuramente rappresenta l'emblema della figura femminile, non legata a stereotipi, ma sicuramente legata a un fare, voler fare bene. Ed Eleonora è nel cuore degli oristanesi perché fu antesignana non soltanto di pari opportunità, ma anche dell'ambiente. A lei si devono in modo particolare le linee frangifuoco, a lei si deve il voler assolutamente preservare l'astore o il cavallino sardo dal poter essere venduto altrove, a lei si deve un calmiere di prezzi, a lei si deve l'agricoltura, a lei si deve il trasporto delle merci. Il monastero di Santa Chiara in Oristano è stato il luogo appunto dei giudici e per loro volontà le suore già nel 1342-43 hanno potuto iniziare la loro storia qui a Oristano. E il nostro monastero è sicuramente il più importante o uno dei più importanti monumenti appunto che riguardano il giudicato di Arborea. Sembra strano che un monastero di clausura come il nostro abbia un'attività come il B&B. Noi siamo il monastero di Santa Chiara Guest House e viviamo e lavoriamo appunto nell'attività così turistica per poterci mantenere. E ci rende anche partecipi del mondo, come il mondo lavoriamo per mantenerci e per poter vivere. Diciamo che il pubblico, da quando abbiamo aperto, è un po' vario. C'è chi è curioso appunto di stare in un monastero, c'è chi è curioso di vedere l'arte, ma c'è anche chi vuole fare semplicemente le vacanze e magari è attirato da questa struttura. Per Oristano ho pensato e abbiamo pensato come amministrazione di puntare proprio sulle caratteristiche di questa città, su ciò che c'è già. È una città dove culturalmente abbiamo un patrimonio importante che intendiamo valorizzare. Oristano è città giudicale, quindi ha una storia di tutto il rispetto che noi vogliamo ancor più valorizzare. Sono ancora evidenti importanti monumenti come le torri, la torre di Mariano IV, la torre di Portigeda, dei frammenti delle vecchie mura della nostra città. Ma abbiamo anche un patrimonio importante di chiese, quindi un patrimonio religioso, ma Oristano punta anche ad altro. Abbiamo vicinissimo il mare, quindi è chiaro che è una città che punta anche a un turismo balneare, che è essenziale per rilanciare l'economia del nostro territorio. Abbiamo anche intenzione di investire sullo sport. Oristano è stata nel 2019 città europea dello sport. Questo processo lo vogliamo ancora portare avanti e soprattutto convinti che anche lì sul turismo sportivo si possa fare tanto, puntando e investendo sulla cittadella sportiva. Abbiamo un palazzetto nuovo che è in grado di accogliere più di 3.000 persone, quindi un palazzetto importante, ma tante strutture come piscina, come palestre, come campi da tennis, che ci consentiranno certamente di investire anche su questo. Oristano ha un'eroina importante che da tutti è riconosciuta per la carta del logo che è stata promulgata da Eleonora d'Arborea. È chiaro che il messaggio che trasmette Eleonora è di una donna che ha dato tanto a questo territorio, che ha investito tanto, una donna coraggiosa, una donna che ha avuto il merito veramente di dare un'impronta importante per questo territorio. Assolutamente Oristano è città della ceramica. È chiaro che i figoli fanno parte della nostra tradizione.
Ci sono tante installazioni in città che ricordano veramente questa storia, la nostra storia. Sull'agroalimentare lo stesso. Oristano fa della vernaccia, ad esempio, uno degli elementi importanti che ci caratterizza del nostro territorio. Tanti sono i prodotti del nostro territorio, il riso, se parliamo del riso, ovviamente Oristano è a livello regionale un produttore importante che esporta nel mondo. Quindi questi sono gli alimenti, i prodotti che ci caratterizzano e noi vogliamo continuare a promuoverli perché noi ci crediamo veramente. Io credo che la cosa più importante, prima ancora della promozione, sia la conoscenza della Sardegna. La Fondazione ha attivato tutta una serie di iniziative legate alla ricerca, all'approfondimento anche archivistico sulle fonti più antiche che ci documentano la Sardegna. Sono emersi dei documenti straordinari provenienti proprio dall'archivio storico del Comune di Oristano. Gli archivisti che lavorano presso l'Archivio Storico Comunale hanno trovato delle perle preziosissime che ci hanno aiutato nella ricostruzione della storia più antica della Sardegna. La Sardegna più antica è documentata nell'età di Carlo V e poiché bisognava fare festa in tutte le grandi città, sia del Regno di Spagna che dell'Impero, Carlo V che batte nella famosissima battaglia di Mühlberg i principi tedeschi protestanti, ecco che c'è da fare festa. Nella città di Oristano come si fa festa? Organizzando una Sardegna. La nostra azienda è un'azienda storica che ha origini dal 1792. Abbiamo ritrovato dei documenti nell'Archivio Storico di Cagliari proprio che tracciano una compravendita di bestiame della nostra azienda. Questo ci è servito per riscoprire le nostre origini e valorizzare ancora di più la storia di un territorio, quello dell'Oristanese, fortemente improntato alla produzione agricola di qualità già da allora. Questa cooperativa ha lavorato e ancora oggi è una cooperativa molto attiva nel mondo della risicoltura italiana perché ha saputo affrontare le sfide dell'innovazione e già fin dal 1990, quando io avevo iniziato a lavorare in azienda soltanto da 2 anni e quindi appena laureata e ricca proprio di entusiasmo, di passione, avevamo avviato un percorso di ricerca e innovazione, devo dire per quei tempi particolarmente interessante. Avevamo deciso di fare ricerca varietale e così con un ricercatore che proveniva dalla Cina, un genetista, avevamo costituito i nostri primi campi di miglioramento genetico. Da allora abbiamo come cooperativa creato tutta una serie di varietà attraverso procedure di miglioramento genetico assolutamente manuale, non OGM, varietà che ancora oggi sono assolutamente affermate e conosciute nel mercato. Tra queste varietà forse la più importante e la più particolare è sicuramente il riso venere, che non tutti sanno che appunto è frutto della ricerca italiana, sarda e piemontese, quindi una varietà che ha un brevetto ed è tutta nostra. Il riso venere è frutto della ricerca, del miglioramento genetico e di un percorso di innovazione che la nostra cooperativa ha affrontato fin dagli anni 90 con uno spirito, devo dire, davvero coraggioso. È stato creato dall'incrocio di una varietà proveniente dall'Asia, un famoso riso nero degli imperatori, con una varietà italiana attraverso una ricerca assolutamente non OGM, un incrocio manuale che adesso è diventato una varietà così famosa e conosciuta in tutte le tavole degli italiani. Grazie anche ad un accordo particolarmente interessante di cui andiamo fieri come cooperativa e io in particolare, che è stato siglato con una delle più importanti riserie italiane, la Riso Scotti, che ci consente e ci consentirà probabilmente di diffonderlo anche nel mondo. Cantina della Vernaccia quest'anno ha ottenuto un bellissimo riconoscimento. La Vernaccia Judikes, annata 2008, è stato riconosciuto come miglior vino italiano. Per noi è un grandissimo orgoglio, per noi cantina, produttori, ma per Oristano come territorio e per tutta la Sardegna. Judikes intanto è un vino che è rimasto in botte sino a un anno fa,
vuol dire che è rimasto in botte all'interno delle barrique per circa 13 anni, quindi è stato imbottigliato l'anno scorso, quindi potete immaginare che magia questo vino. La cantina della Vernaccia nasce nel 1953. È nata come cantina della Vernaccia e sino a 20 anni fa la cantina produceva soltanto Vernaccia. Ha dovuto però adeguarsi al mercato, diversificare la produzione e a oggi produciamo circa 20 referenze, quindi abbiamo Vermentini, però non abbando Vermentini, Cannonau, Monica, il Bovale, però non abbiamo dimenticato quei vitigni autoctoni come la Vernaccia e il Niedera, altro importantissimo vitigno autoctono. Da questi prodotti noi abbiamo diversificato, cioè abbiamo creato dallo stesso vitigno dei vini nuovi, più facili, più versatili, come il Terresinis, che è fatto da uve Vernaccia ma si beve a tutto pasto o come aperitivo. La bollicina Ristanis lo stesso, da uve Vernaccia abbiamo creato un metodo classico. E lo stesso il Niedera, dalle uve Niedera un rosso, un rosé e una bollicina rosé. I soci in cantina oggi sono circa 50. I terreni sono per la maggior parte qui vicino e anche perché per produrre Vernaccia sono costretti a essere dentro in quei paesi che fanno parte di quel disciplinare. La cantina della Vernaccia è presente oltre che in Sardegna, nella penisola, e il 30% del suo fatturato è estero. La cantina oggi pensa di aumentare la produzione e soprattutto vogliamo ingrandirci soprattutto all'estero, oltre che ovviamente in Sardegna e in Italia, perché riscopriamo e abbiamo capito che l'estero apprezza molto i prodotti sardi e della cantina della Vernaccia. Mi sono laureata in lettere antiche presto, a 24 anni, e poi non ho mai ho insegnato per poco, ma poi ho fatto sempre tutt'altro, ho fatto tanti lavori. La cucina è rimasta sempre il piano B della mia vita e devo dire che quando mi sono trasferita a Cagliari per l'università, ovviamente sono diventata cagliaritana di adozione, però Oristano è rimasta sempre, diciamo, la mia radice, ecco, anche nella cucina, perché io uso moltissimo ad esempio la bottarga, mi piace moltissimo il muggine, uso molto il casizzolu, insomma, di quella zona, del Montiferru, che prendo a Pauli Latino, cioè cerco di utilizzare prodotti che conosco bene e che diciamo, mi piace valorizzare, anche poveri. Oggi cucino una pasta fresca, cioè dei culurgiones tradizionali che noi facciamo, che però saranno conditi con del brodo di pesce, della bottarga e delle cozze, perché penso che l'abbinamento di questo raviolo, appunto con il pesce, con questi sapori così salini, ci stiano molto bene. Dalla tradizione all'innovazione, secondo me c'è pericolo se si stravolge il prodotto. Io non credo di fare chissà che innovazione, anzi sono abbastanza tradizionale nelle cose che faccio, o almeno negli ingredienti che tratto. E poi anche una cucina senza sprechi, e noi non sprechiamo niente nel ristorante. E anche una valorizzazione dei prodotti, diciamo, considerati magari poveri e che invece possono dare grandissime soddisfazioni. Allora, noi lavoriamo facendo tutto da zero, qualunque cosa. Qua non esiste il preparato pronto, non esistono i brodi granulari, non esistono queste cose qua. Mi sono iscritta forzatamente, perché contro la volontà dei miei genitori, all'Istituto d'Arte, perché ritenevano per una donna che non c'era futuro, prima di tutto, e che non mi avrebbe dato niente. Ho subito finito i 5 anni, ho frequentato un laboratorio di un figolo di Oristano, che in quel momento era ancora in attività Giovanni Sanna,
E grazie a lui, ecco, mi sono formata veramente. Il mio vero maestro posso dire che è stato lui, perché mi ha insegnato a lavorare al tornio pedale, a lavorare le varie forme oggettistica che facevano i figoli in tempo, e io volevo rivivere quell'esperienza. Io continuo ancora quelle tecniche, anche se in chiave moderna in tanti casi, sulla mia produzione. Nel mio laboratorio mi piace sperimentare. Nel tempo, appunto, ho sperimentato tante tecniche, quindi ho sperimentato il raku per lungo tempo, ho vinto un premio anche grazie a un lavoro fatto a raku, ad Semini, è un primo premio, però poi ho visto che si è diffuso troppo e ho per il momento accantonato. Poi ho imparato tante altre tecniche vedendo fuori, già dall'81, io dall'82 andavo a Faenza, partecipavo ai concorsi, ai mondiali dei tornianti, nella sezione femminile, che eravamo abbastanza poche in quel periodo, da quel periodo, ecco, ho vinto lo stesso dei premi nel tempo, ecco. Allora, la cooperativa è nata su un'idea della Regione Sardegna quando ha costituito diversi centri pilota in tutta la Sardegna, proprio per recuperare e non perdere il mestiere, il sapere della tessitura. E quindi Mogoro è uno di quei tanti paesi dove venne individuata la sua tradizione, ed è per questo che l'isola, allora era l'ente isola che si occupava di queste cose, promosse la costituzione di una cooperativa per gestire il centro pilota. Da 40 anni noi produciamo soprattutto tutto ciò che interessa la tessitura in Sardegna. Ci contraddistinguiamo soprattutto per la lavorazione degli arazzi. Gli arazzi sono quei manufatti che le donne del nostro paese realizzavano per ornarsi le loro case, ed era forse l'aspetto più, come dire, creativo della tessitura, in quanto prima si tessevano tutto ciò che serviva per il fabbisogno della casa. L'arazzo lo tessevano alla fine proprio perché forse si sentivano più libere di esprimere tutta la loro creatività nei disegni e nei colori, pensando a una futura vita con un eventuale marito o matrimonio. Noi abbiamo fatto una scelta che è quella di mantenere tutti i telai esclusivamente manuali. Non so se è stata una scelta positiva, però è stata una scelta consapevole, pensando anche al fatto di voler continuare e tramandare la tessitura che qui a Mogoro appunto si realizzava solo ed esclusivamente con i telai manuali. I materiali che noi utilizziamo soprattutto per la tessitura dei tappeti sono esclusivamente lana sarda. Preferiamo lavorare soprattutto le fibre naturali, cioè le lane bianche, grigie e quelle della pecora nera che non hanno subito colorazioni, e quindi questo ci gratifica perché portiamo avanti anche un discorso di ecosostenibilità. La fiera di Mogoro per noi ha rappresentato e rappresenta ancora per noi una grande soddisfazione, ma non solo per noi, penso per tutto l'artigianato della Sardegna. Devo dire con grande soddisfazione che abbiamo riscontrato con grande piacere che i manufatti realizzati interamente a mano sono stati apprezzati da tutti i visitatori che sono venuti in fiera.
un nostro obiettivo è anche quello di far sì che questo mestiere venga tramandato alle future generazioni. Per fare questo sicuramente da sole noi non possiamo farlo e abbiamo bisogno di un intervento da parte delle istituzioni che riesca appunto a sostenere, come ha sostenuto noi negli anni passati quando è nata la cooperativa, a portare avanti un discorso di continuità di questi mestieri che diversamente si perderebbero. Cabras, a pari di altri ambiti e aree della regione Sardegna, offre uno spaccato importante, io credo, di bellezze. Abbiamo i beni, per esempio, archeologici, i beni culturali, i beni paesaggistici, e abbiamo una enogastronomia di grande importanza, abbiamo prodotti importanti come il vino Vernaccia, che siamo fortemente orientati a valorizzare, la Bottarga, che è un'eccellenza locale. Abbiamo delle tradizioni, non so se abbiate mai visto o vissuto la cosiddetta Corsa degli Scalzi. Cabras è la laguna, è lo stagno di Cabras, è il cuore della nostra identità. Pensate che oggi vivono più di 150 famiglie cabraresi dall'apporto economico che nasce dalla pesca delle lagune. Manneddu è tornato. Questo fine 2022 a Cabras è particolarmente lieto dopo le attività che sono state realizzate nel corso di un intero anno dalla Fondazione Monteprama, la grande festa per il ritorno di una delle statue di Monteprama che era stata ritrovata quasi 50 anni fa, che nel corso dell'ultimo anno è stata esposta nei musei di Berlino, San Pietroburgo, Salonico e Napoli. Nei precedenti 15 era stata esposta invece al Museo Archeologico di Cagliari e adesso è tornata a Cabras, si riunisce alle altre 6 che qui da noi erano esposte. Questo evento anticipa solo di qualche mese un altro grandissimo evento, e cioè la riunione dell'intero complesso scultoreo monumentale di Monteprama, qui nella sua sede naturale, dove 3000 anni fa queste statue così misteriose sono state elevate, a Cabras e nel Sinis. I giganti di Monteprama hanno cambiato la storia, sono inseriti in un quadrante che è lungo 7000 anni. Noi partiamo dal V millennio a.C. con le sepolture di Cucuru Isarrius e arriviamo fino all'epoca giudicale, passando naturalmente per l'antica città di Taros, prima Emporio Fenicio, poi città punica, poi città romana e poi Vandala, bizantina e tutto ciò che ne è conseguito. Città poi abbandonata nel 1070 d.C. C'è una fortissima presenza di nuraghi e dunque in questo parco archeologico naturale l'episodio dei giganti, che è unico in tutto il Mediterraneo occidentale, che è ancora avvolto dal mistero, soprattutto per la carica emotiva che chi vede queste statue, chi le incontra schierate una presso all'altra, ancora oggi vive. Portano con loro un grande mistero e soprattutto ci ricordano che questi luoghi che noi oggi viviamo, nei quali noi oggi ci spostiamo, sono stati teatro di una grande storia. Allora, qui ci troviamo nel Sostanze Versai, del Susaio. Qui sono passate tonnellate e tonnellate di pesci. Pensi che qui i proprietari l'hanno acquisito nel 1860, mi sembra, 1860. E sono arrivati fino al 1982, quando hanno acquisito lo stagno, la regione. E allora sono entrati i pescatori, il consorzio. Qui si svolgeva la vita, eravamo tutta la settimana qui, si dormiva tutte le 24 ore. Avevamo solo una giornata libera a settimana. Qui si svolgeva tutta la vita dei Zaracco di Bischera. Si cominciava con il Zaracco di Ghida, che era la cucina. Poi si cominciava, poi erano due, Zaracco o quello che o operai, che andavano a Sovottu, alla guardiania. Si ruotava, capito? Fino ad arrivare a San Mardini.
su Zaracco, diciamo. Pescando sono stato dal 50 ho incominciato a imparare a fare il pescatore nella foce del Tirso. E poi si faceva, qui si diceva uomini e mari, no? Quando eri un ragazzo, uomini e mari, e rimpiazzavi il pescatore professionista. E sono andato così a mezzadria. E poi ho fatto su Bogheri fino al 64. Poi ho fatto su Oigeri, 2 anni, e poi sono arrivato qui. La vita mia è tutta lì. La nostra attività va benissimo, ci occupiamo della pesca in mar vivo, abbiamo 14 barche da pesca, di cui 3 che si occupano della pesca ai polpi, ne abbiamo altre 3 che si occupano della pesca alle aragoste, poi abbiamo una barca che si occupa della pesca allo strascico e altre barche che lavorano altri mestieri come il palamito e quindi diversi tipi di pescato. Però naturalmente come tante altre cooperative quindi di Cabras partecipiamo al consorzio che gestisce lo stagno. Siamo una delle 11 cooperative che presta degli addetti, quindi delle persone per seguire i lavori nel consorzio. Siamo orgogliosi di questo consorzio perché ci rende fieri ogni giorno con i risultati che porta a casa ogni mese. E gli addetti che noi abbiamo lavorando sono molto fieri perché naturalmente hanno una rendita sicura ogni mese che gli permette naturalmente di gestire la loro vita sociale. La cosa che ci inorgoglisce di più di questo consorzio è che è il fiore all'occhiello, possiamo dire, di questo grandissimo territorio è l'ititurismo. Una bellissima struttura che accoglie tantissime persone ogni giorno. È invidiata da tutti gli altri consorzi perché sia per la sua dimensione che per le persone che la gestiscono, che sono veramente cordiali e stupende allo stesso tempo. Ci troviamo nella peschiera di Mare Pontis, peschiera molto grande, la più importante del territorio del comune di Cabras. È una peschiera che ha sempre rappresentato il settore trainante dell'economia cabrarese, che riguarda appunto il mondo della pesca. È qui che un sistema di lavorieri molto complesso intercettava, dicevo, il prodotto ittico che tentava di riguadagnare il mare aperto spinto dall'istinto naturale per la riproduzione. Le peschiere che gravitano intorno a questo enorme compendio ittico vasto circa 2300 ettari sono alcune. Ripeto, questa è la più importante, ma esiste anche Pischeredda, esiste anche Savischera de Samadrini, esiste anche, o meglio esisteva anche Savischera de Subottu. Tutte peschiere che garantivano pescate favolose, a dir poco, traducibili in migliaia di quintali di prodotto ittico annuali. Non tanto tempo fa, fino a 50 anni fa, mezzo secolo insomma, il mondo complesso della pesca a Cabras era regolato da un sistema atavico improntato su un feudalesimo vero e proprio. Esisteva una piramide feudale che organizzava tutto il sistema pesca. Si partiva dal proprietario indiscusso dello stagno di Cabras, il padrone che stava al vertice di questa piramide feudale. Pescatori occupavano i gradini inferiori, si dividevano in sciagotteris, bogheris, poigeris, ma alla base proprio di questa piramide c'erano i sparamitaius, che pescavano solo ed esclusivamente con fiocine o con un palamito. Si dedicavano alla pesca delle anguille o di qualche raro mugine o carpa. Pescavano, molto importante da dire, questo su un'imbarcazione tipica del posto, antichissima, su vassoi, realizzata con lo scirpo, che è una sorta di erba palustre
che doveva essere sostituita di tanto in tanto proprio perché l'imbarcazione era un'imbarcazione effimera e quindi si rovinava molto facilmente. Oggi i pescatori di Cabras sono organizzati in cooperative, sono 11 e fanno capo ad un consorzio, il consorzio Pontis. Certo, la pesca oggi è molto cambiata, i sistemi di pesca pure, però con molta professionalità i pescatori di Cabras riescono a gestire questo enorme, vastissimo compendio ittico, non senza problemi. Comunque riescono a garantire, insomma, attraverso il loro pescato un reddito decoroso per le loro famiglie, che sono circa 150. L'azienda Contini è stata fondata dal mio bisnonno Salvatore nel 1898. Dopo ha passato il testimone al mio nonno Attilio, di cui l'azienda porta il nome. Con grandi vedute e lungimiranza ampliò la superficie dei vigneti e l'attuale cantina, passando l'azienda ai figli Salvatore, mio padre, Antonio e Pauletto, che proseguirono questo sogno iniziato 124 anni fa con la stessa passione, con lo stesso amore che ha contraddistinto il nonno e il bisnonno. Attualmente c'è in campo la quarta generazione, che sarei io con mio cugino, e proseguiamo questo sogno con grandi ambizioni, con grandi difficoltà, ma soprattutto con grande entusiasmo. Quindi portiamo avanti questo progetto iniziato 124 anni fa, Contini, Vernaccia e non solo. Il nostro fiore del è la vernaccia, e dire vernaccia e dire Contini e dire vernaccia. Lo dico a gran voce perché abbiamo veramente sudato e continuiamo a portare in giro per il mondo questo magnifico prodotto che ha avuto un crollo negli anni 80 e ha rischiato l'estinzione. Pensate che negli anni 70 avevamo circa 3.000 ettari evitati, attualmente abbiamo circa 300 ettari. Io parlo di missione, andare in giro a parlare di vernaccia, di proporle ai ristoratori, proporle agli abbinamenti. E Contini ha salvato dall'estinzione questo magnifico vitigno, proponendo dei vini moderni, dimostrando che con l'uva vernaccia, facendo delle vendemmie anticipate, si può ottenere un grande bianco, un vino d'aperitivo e da tutto pasto. Sono amministratrice unica della società Nuova Sarda Industria Casearia Formaggi Fanari dal 99, perché mio padre volle che io diventassi amministratrice al posto suo. La nostra gamma è abbastanza varia, abbiamo dei prodotti, dei formaggi che rispettano le tradizioni, come il giunco, che viene fatto nei canestri di giunco, che vengono intrecciati a mano, da qui il nome. E poi altri prodotti tipo il brundu, il casusardo, che derivano sempre dalla tradizione sarda. Quindi abbiamo formaggi freschissimi, tipo il sardo fresco, oppure formaggi di capra, tipo la capretta, il desiderio, crema del pastore, e ultimamente abbiamo creato anche delle cremine che vanno un po' di moda, quindi se la gente lo vuole noi le facciamo. Bisogna sempre vendere, lavorare e continuare ad andare avanti. Una cosa che ci caratterizza e di cui siamo molto orgogliosi è che gli allevatori sono nostri confioratori diretti, quindi noi andiamo direttamente nelle aziende a ritirare il latte, noi effettuiamo i controlli e noi conosciamo uno per uno tutti gli allevatori. I nostri prodotti, il giunco, il casusardo, il bruno, tutti gli altri, hanno sia un mercato regionale, ma la maggior parte va esportato. Abbiamo dei clienti in Australia, in Germania un cliente storico che serviamo da tantissimi anni, Svizzera, qualcosa anche in Gran Bretagna. Cerchiamo un po' di ampliare il nostro mercato perché bisogna sempre trovare nuovi sbocchi. Allora noi siamo molto orgogliosi della nostra anima green, crediamo nell'ambiente e nel rispetto dell'ambiente. Nel 2010 abbiamo praticamente installato sui tetti, sia del caseificio che della nostra azienda agricola, un impianto fotovoltaico da 300 kW che ci permette di ottimizzare i costi. Speriamo di continuare ad andare avanti e di
di supportare l'economia della Sardegna. Nieditas nasce nel 1967 dall'unione di 9 pescatori che si unirono per dare vita alla metilicoltura e alla pesca. Nasce la CPA, la Cooperativa Pescatori Arborea, una delle più importanti realtà sarde nella metilicoltura e nella pesca. Nieditas nasce come un'azienda che fornisce principalmente la grande distribuzione, la ristorazione, però poi c'è stato un cambio di business. Non serviamo solamente quindi più la grande distribuzione e la ristorazione, ma ci siamo voluti rivolgere anche direttamente al consumatore finale. Questo nasce nel 2020 per reagire alla crisi, quindi a quello che aveva portato appunto nella nostra azienda la pandemia. Quindi per poter reagire ci siamo rivolti direttamente al consumatore finale e qui nasce il servizio a domicilio Nieditas. Nieditas non è solo cozze, ma abbiamo un'ampia varietà di molluschi, quindi dalle vongole alle ostriche, cannolichi, fasolari, poi abbiamo il pescato del Golfo di Oriscano, quindi spigole, orate, polpi, calamari, insomma tutto il pesce fresco e la disponibilità del giorno, quindi quello che ci offre il nostro mare. Lavoriamo in azienda siamo circa 200 dipendenti, tra soci e lavoratori e dipendenti lavoratori. Una cosa molto importante che ci tengo a dire è che in ufficio prevalgono molto le quote rosa, siamo tante donne e questa comunque è una forza della società ed è un qualcosa che comunque ci unisce ancora di più. Il territorio di Arborea è un territorio che si sviluppa all'interno di un'area costiera. Noi deriviamo da una storia di bonifica integrale, quindi idraulica e agricola, per cui il nostro territorio ha delle valenze che operano soprattutto nel settore dell'agricoltura e della zootecnia. Bovine da latte, principalmente di razza frisone e di razza bruna, ma abbiamo anche un allevamento, un centro ingrasso, alleviamo anche dei vitelli e degli animali che vengono poi utilizzati per produrre carne e ci sono anche delle produzioni che fanno capo al settore dell'ortofrutta. Abbiamo degli stagni che sono residuali del grande stagno del Sassu, all'interno del quale operano delle cooperative di pescatori, per cui c'è una attività molto sviluppata nel settore dell'acquacultura, delle risorse ittiche e siamo un territorio costiero per cui è facile, essendo qui in Sardegna, capire che molte attività operano anche all'interno del settore del turismo, per cui abbiamo un grande complesso turistico che ospita più della metà dei posti letto della provincia di Oristano, tantissime attività, alberghi e bed and breakfast. Questa è una cornice di quelle che sono le attività economiche principali che operano in sinergia all'interno del nostro territorio. La nostra azienda alleva bovini da latte della razza frisona italiana, sono circa 270 capi lattazione e per un totale con la rimonta di circa 500 bovini. L'etica del benessere animale è alla base dei buoni principi di allevamento. Questa azienda, nata all'inizio degli anni 60, conserva con sé quei valori di cultura della simbiosi tra uomo e animale che ha caratterizzato il sistema cooperativistico di Arborea, che ne ha fatto nell'agroalimentare caseario un'eccellenza nel campo italiano.
Noi produciamo un latte di altissima qualità, per cui i valori nutrizionali e caratteristici proprio della materia prima sono ideali per la realizzazione anche dei formaggi, dei prodotti freschi che produce la nostra cooperativa. Quindi tutto il latte prodotto dalle aziende di Arborea è altamente controllato e selezionato secondo i parametri di qualità, quindi cellule somatiche piuttosto che grassi e proteine. Siamo parte del sistema cooperativistico. Abbiamo affrontato negli anni tutte le sfide che il comparto ci ha posto davanti, quindi dalla crescita piuttosto che alla volatilità dei mercati, sempre mantenendo, diciamo, quel legame tra terra e animali che ci ha dato la forza di vivere. In questo confidiamo e vogliamo credere per le sfide future. È vero, questo è un momento difficile che stiamo attraversando, però la nostra generazione è chiamata non solo ad affrontare la sfida dal punto di vista professionale e imprenditoriale, ma è anche un dovere sociale portare avanti la nostra attività, perché siamo ben consapevoli che questa porzione di territorio, questa bella isola nell'isola, ha la necessità di crescere insieme alle nostre idee e ai nostri principi. Questa società è nata già dal 1985 come società giovanile agricola, quindi diciamo che con tutto quello che è la struttura organizzativa, anche il contesto sia commerciale che abbiamo avuto, quindi la crescita che abbiamo avuto in tutti questi anni, nel 2008 abbiamo costituito un'organizzazione di produttori, che nel 2008 siamo diventati organizzazione di produttori riconosciuta per quanto riguarda la produzione di angurie e meloni. Nel 2013 abbiamo iniziato una nuova scelta aziendale che è stata quella di trasformare esclusivamente i nostri prodotti sott'olio, cioè quindi dal 2013 ci occupiamo anche di fare rigorosamente tutti i nostri prodotti anche sott'olio, quindi di ampliare quella gamma e cercare di dare una destagionalizzazione a tutti i nostri consumatori. L'azienda Samarigosa è sempre pronta a dare un occhio di riguardo verso la ricerca scientifica e quindi a fermare le produzioni che già abbiamo per migliorarne la qualità e programmarne delle nuove in modo tale da portarci sul mercato con coltivazioni che possano essere appunto interessanti per i nostri clienti. Noi quindi conserviamo i prodotti al nostro territorio e proprio questo amore per i nostri prodotti ci porta a produrre delle chicche, diciamo, come per esempio la nostra crema di carciofo con bottarga che unisce due prodotti del territorio e che si sposano benissimo assieme. A parte questo produciamo altri prodotti in nicchia come possono essere appunto i pomodori secchi, i funghi, i cardi, che sono tutti prodotti e coltivati da noi. Quindi parliamo di chilometro zero perché poi vengono trasformati in questo stesso stabilimento. Parliamo di prodotti che vengono coltivati con un minimo utilizzo di fitofarmaci. Noi puntiamo molto alla lotta integrale e soprattutto stiamo puntando anche verso il biologico. La cooperativa turistica Sinis è nata nel 79 con una legge per l'imprenditoria giovanile, la 285, che ha aiutato insomma, noi giovani dell'epoca di fermarci qui in loco invece di emigrare. Assieme a noi sono nate altre 17 cooperative, quindi in totale 18, che hanno aperto altri 18 campeggi e ancora oggi sono tutti in funzione e le cooperative sono più o meno le stesse che c'erano in origine. Abbiamo iniziato con il campeggio Nurapolis che si trova a pochi chilometri da qui, nella spiaggia di Zarenas. Il campeggio si chiama campeggio Nurapolis, quella è stata la nostra prima esperienza imprenditoriale, ragazzi giovani, quindi abbiamo dovuto aggiustare il tiro qualche volta, però siamo ancora qui dopo 40 anni.
Da lì poi piano piano siamo cresciuti, in questi 40 anni abbiamo acquisito anche l'Hotel La Baia, che è quello dove ci troviamo adesso, che è sulla baia di Santa Caterina di Pitinulli. Sì, la cooperativa ha fatto una scelta, appunto, che è quella di tenere le strutture aperte tutto l'anno, perché noi crediamo che non ci sia un solo prodotto turistico in Sardegna, ma diversificando come noi abbiamo fatto negli anni si riesce a lavorare anche in bassa stagione, fuori stagione, perché ci sono tantissime occasioni, dalla parte sportiva alla parte escursionistica, alla parte enogastronomica, eventi anche abbastanza, diciamo, corposi, come quello che abbiamo fatto a fine settembre, inizi di ottobre, dove abbiamo ospitato in campeggio per esempio 900 e passa persone per un festival fatto dai ragazzi di mezza Europa, cioè sono arrivati da tutta Europa. Diamo diverse scelte, cioè l'ospite può trovare la possibilità di fare quasi qualsiasi tipo di esperienza, dal surf all'arrampicata, all'escursionismo. Abbiamo fatto anche degli stage di gastronomia locale, per esempio insegnare a fare il pane piuttosto che raccogliere le olive e portarsi via 1 litro d'olio fatto con le proprie mani. Insomma, tante cose che sono piccole, però unite assieme fanno comunque una possibilità in più per poter lavorare. Appunto, la scelta di tenere aperto tutto l'anno ci ha premiato, perché, dico un po' purtroppo, siamo le uniche strutture aperte durante l'inverno sul mare, diciamo, poi ci sono logicamente le ospitalità delle città, però noi sul mare siamo rimasti come campeggio, penso quest'anno saremo gli unici.